È rimasta ferma lungo via 24 maggio a Mogliano più di qualche ora la Toyota Auris che ha travolto e sbalzato per diversi metri una coppia di anziani che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. Sul cofano i segni dell'impatto, a terra ancora le macchie di sangue, la circolazione interrotta per ore e tra i commercianti lo shock. In pasticceria perché è stata lei anche a soccorrerli. La coppia stava attraversando la strada ore 9 del mattino quando l'automobilista alla guida, riferiscono alcuni testimoni, li avrebbe presi in pieno distratto a guardare i lavori in corso in piazza. Un impatto talmente forte da far volare l'81enne a terra. Angelo Susanna, commerciante, ha assistito alla scena da qui. Stavo sistemando la vetrina quando ho visto volare questo signore dal nulla. Dopo sentire una botta, abbiamo sentito una botta fortissima. Abbiamo sentito un botto fortissimo e ci siamo girati, c'era questo signore purtroppo rivolto per terra e sua moglie, anche lei era praticamente anche lei per terra, insomma, però lui era proprio messo male. L'uomo è stato portato in ospedale in condizioni gravissime. All'arrivo dell'ambulanza non era cosciente. La moglie ferita in modo meno grave. In ospedale è finito anche l'uomo alla guida dell'auto, un 78enne che li ha travolti sotto shock. L'81enne ricoverato in terapia intensiva ha una prognosi riservata, è sedato e intubato. Sul posto la polizia locale che ha effettuato i rilievi. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Una punta proprio sulla via. A riprendere la scena anche alcune telecamere private. Ma sulla dinamica non ci sono dubbi. Quanto accaduto riporta l'attenzione su una via cittadina in cui sovente i limiti di velocità sono un optional. Vediamo veramente delle cose assurde qua ogni giorno, nei fine settimana ancora peggio. Sono i ragazzi che passano a una velocità assurda. 2 settimane fa stava per essere investito un bambino, si è fermato proprio sopra il bambino, per 1 centimetro non l'è preso proprio. Dovrebbero comunque fare qualcosa per migliorare la viabilità, secondo me, per renderla più sicura.